Sono qui insieme al comandante provinciale della Guardia di Finanza. Si sa benissimo, c'è questo fenomeno degli sbarchi dei tunisini, arrivano dalla Tunisia con delle imbarcazioni in condizioni anche di non particolare sicurezza. Allora l'intervento da parte della Guardia di Finanza come da parte della Capitaneria di Porto a Mare tende a tanto a intervenire sotto il profilo di ordine e sicurezza pubblica per evitare che queste persone arrivino poi sul territorio provinciale di Agrigento, nel nostro paese, senza che poi nei loro confronti possa essere svolto ciò che è previsto, una procedura di identificazione, sapere esattamente queste persone sotto il profilo dell'identità chi sono, ma è un intervento anche che, ci ricolleghiamo alla commemorazione dei defunti, serve a preservare la vita di queste persone. C'è stato proprio nella sera del 31 e nella giornata dell'1 mattina un importantissimo intervento con un grandissimo dispiegamento di attività da parte dell'unità navale della Guardia di Finanza, che è durato diverse ore, comandante, è durato diverse ore. Alla fine queste persone sono state, ecco, i due aspetti di nuovo, condotti verso il porto di Porto Empedocle, che è ciò che ci garantisce quella certezza delle persone che arrivano e la loro identificazione. Contemporaneamente hanno le unità navali della Guardia di Finanza preservato il bene della vita comunque di queste persone, ma a questo punto io passerei la parola gentilmente al comandante per illustrare questa operazione importantissima. Sì, assolutamente. Intanto volevo comunque precisare che il nostro impegno è quotidiano, assolutamente inquadrato prima in un contesto internazionale che è il cosiddetto Frontex, quindi a largo raggio i sistemi di controllo del canale di Sicilia in cooperazione internazionale, per poi passare invece nell'ambito delle acque territoriali il controllo alla Guardia di Finanza, da poco destinataria della sicurezza in mare dal punto di vista anche dell'ordine pubblico, oltre che del contrasto all'immigrazione clandestina. Quindi in questo quadro l'altro giorno, cioè nella giornata prima del 31, per poi terminare alle prime ore del giorno 1, il sistema inizialmente internazionale, segnalando la presenza di questo barcone con oltre 80 persone a bordo, quindi in condizioni estreme, abbiamo iniziato questo cosiddetto ombreggiamento, cioè questo seguire prima leggermente a distanza e poi avvicinandoci in sicurezza, per poi iniziare le fasi di cosiddetto abbordaggio, cioè del controllo, l'acquisizione del controllo del barcone, trasbordando tutti e 80 gli immigrati, non tutti in condizioni di salute perfetta, sulle nostre unità. C'era anche una donna incinta e quindi dopo aver assicurato in sicurezza queste operazioni abbiamo preso il comando di questa unità e abbiamo condotto tutti gli immigrati a Porto Empedocle. Il sistema interforze a terra, in collaborazione anche con la Croce Rossa, come probabilmente voi avete già avuto modo in passato di vedere fisicamente come si svolge, sostanzialmente a terra la fase di identificazione ma anche di assistenza, erano assolutamente tutti inzuppati perché pioveva copiosamente, quindi dopo aver operato l'assistenza, le procedure hanno poi condotto all'identificazione di tutti i migranti.